Le comunità locali, proprio in virtù di questa assoluta novità, peculiarità del bid, del dossier di Milano Cortina, sono gli assoluti protagonisti. Possiamo dire che saranno le Olimpiadi del territorio e dei territori. Assolutamente sì, è proprio la cosa più vera in assoluta. A Treviso Giovanni Malagolo ha ribadito con forza: comuni, province e regioni avranno un ruolo fondamentale nel disegnare le Olimpiadi del 2026, ma il confronto con il territorio non ammette individualismi ed esige un cronoprogramma serio. Non si devono fare personalismi, si devono evitare appunto forme di protagonismo, ognuno c'è la sua parte e poi per quanto sia è vero che la candidatura è l'83% di opere realizzate, però c'è comunque un cronoprogramma e quindi insomma c'è tempo, ma non è che c'è proprio in assoluto così tanto tempo da permetterci di perderlo. E da Treviso Malagò ha confermato che tra il 5 e il 6 novembre verrà anche scelto il super manager chiamato a gestire i giochi. Inevitabile poi un cenno alla questione del velodromo di Pessina, opera da 30 milioni di euro. Lo stop ai lavori dopo che la ditta incaricata ha portato i libri in tribunale incupisce lo stesso Malagò. E dobbiamo aspettare la pronuncia del tribunale, mi sembra evidente.